la prima cattura dopo 92 anni nel territorio qua regionale, ma è importante anche perché in Italia questa specie qua sembrava essersi estinta da poco, nel senso che ci sono in tutto una quindicina di catture storiche. Ma dal 2003 non ce n'erano altre, quindi c'era chi aveva ipotizzato in sede IUCN che in Italia ormai questa specie quasi fosse estinta. Quindi è un dato straordinario per varie ragioni. La specie è il pipistrello più grande europeo, è una bestia che arriva a 46 cm di apertura alare, e è nota per essere in grado di predare uccelletti anche. È un animale che vola molto alto e che cattura soprattutto falene, ma anche uccelletti, e in genere abita all'interno così di alberi ricavi. Forse anche per questo è così poco nota e poco studiata, e forse è anche più comune di quello che sembra, però oggettivamente, visto che in tutto in Italia ci sono una quindicina di dati storici, è veramente molto poco conosciuta, quindi c'è da pensare che sia effettivamente rarissima e forse appunto sull'orlo dell'estinzione. Allora, questo animale qua è in una fase di letargo diurno, il che significa che è così torpido che non stiamo stressandolo. Anzi, la ragione per cui la signora Cristina Zuccolo l'ha trovato in terrazza è perché c'era così freddo che lui probabilmente è caduto dal suo rifugio che sta sopra la terrazzina e non era più in grado di muoversi. Ora quindi noi stiamo aspettando che torni il sole e poi lo liberiamo immediatamente, ovviamente, perché oltretutto è un esemplare di enorme valore, come dire, così biogenetico, no? Quindi non c'è alcun danno in quello che stiamo attualmente tentando di fare. La documentazione invece è essenziale perché non soltanto ci dice che la specie non si è estinta, ma guardando bene per questo animale notiamo dei segni di interazione sociale sull'animale, che sono dei morsi sulle ali che gli animali si danno soltanto quando sono insieme. Questo che cosa ci dimostra, che cosa si evince? Sembrerebbe indicare che ci siano animali insieme nella zona lì, probabilmente in casa di questa signora oppure negli alberi ricavi intorno. La cosa che faremo oggi sarà di andare in casa della signora, che è molto disponibile, e incominciamo a guardare sotto il cornicione, sopra la terrazzina e poi negli alberi ricavi che ha in giardino.